proteste dei centri sociali alla Miteni, vestiti con tute bianche gli attivisti si sono seduti a terra impedendo l'ingresso di persone e mezzi nell'azienda ritenuta responsabile dell'inquinamento da FAS. Il lago di Garda trema, paura all'alba per una scossa di magnitudo 3.1, l'epicentro nella parte settentrionale a una profondità di 11 km, decine di chiamate ai soccorsi. A passeggio in una calle a Sant'Elena, anziano pestato selvaggiamente davanti alla moglie da un ciclista di 45 anni, furioso per il richiamo. L'autonomia vale quasi 19 miliardi, i conti snocciolati ieri pomeriggio in commissione con la presentazione del disegno di legge che sarà votato entro Natale. Non sa l'italiano, non sa leggere e nemmeno il veneto, e così il sindaco di Santa Lucia di Piave nel Trevigiano nega la cittadinanza a una donna marocchina. Il bacio di Rodin è scabroso e così Facebook lo rimuove, la polemica a pochi giorni dall'apertura della nuova mostra. Antena 3 ha una nuova applicazione per i telefonini e i tablet di ultima generazione, tutte le notizie e i programmi della nostra emittente a portata di un clic. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con Antena 3, la nostra prima edizione. Cominciamo subito dunque con la protesta dei centri sociali che questa mattina, l'avete sentito, hanno bloccato l'ingresso di uomini e mezzi alla Miteni di Trissino. Ci racconta tutto in diretta Vanessa Banzato. Vanessa. Sì, buongiorno dalla redazione di Vicenza. Non si ferma la battaglia contro l'inquinamento da FAS. Attivisti dei centri sociali questa mattina, vestiti di tuta bianca sul volto, maschere di animali a rischio estinzione, hanno bloccato l'entrata della Miteni a Trissino, impedendo così l'ingresso dei dipendenti ma anche e soprattutto dei mezzi, chiedendo a gran voce l'immediato sequestro dell'impianto che è ritenuto il principale responsabile dell'inquinamento da FAS. Massiccio lo spiegamento dell'ordine, lo si vede anche nelle immagini, nonostante si sia trattato di una manifestazione pacifica ma ferma. Loro chiedono che la fabbrica si assuma l'intero onere della completa bonifica dei terreni e l'approvvigionamento dell'acqua sicura, pulita. Non è accettabile, hanno dichiarato, che i cittadini stessi che per decenni hanno subito i danni della produzione dei FAS ora debbano pure pagare questa bonifica. Un occhio di riguardo per gli stessi lavoratori della Miteni. Gli attivisti chiedono che tutti i dipendenti dell'azienda di Trissino vengano salvaguardati e ricollocati nei processi di bonifica dell'impianto. Per il momento questo è tutto, vi ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, dovessero esserci novità torneremo a collegarci con te. Intanto una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata avvertita questa mattina nella zona dell'Alto Lago di Garda, erano le 5:59 quando la terra ha tremato. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, paura tra gli abitanti di Riva del Garda, Arco e Rovereto. Molte le telefonate arrivate ai vigili del fuoco, ma per ora non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto un ipocentro 11 km di profondità ed epicentro 4 km dai comuni di Nago Torbole in provincia di Trento. Questo appunto per quanto riguarda la paura all'alba. Poi brutalmente aggredito, adesso ci spostiamo invece nel veneziano, un anziano da un ciclista a causa di un rimprovero. Stava passeggiando tranquillamente con la moglie e l'aggressione proprio davanti agli occhi della donna. Pensionato veneziano pestato a sangue e preso a pugni davanti alla moglie. L'aggressore, un ciclista 45enne, ha picchiato selvaggiamente il pensionato di 74 anni per futili motivi, ovvero per un rimprovero decisamente non gradito. Il ciclista, in preda a un'incontenibile ira, gli avrebbe sferrato un pugno in pieno volto, scaraventandolo prima contro un muretto e poi spingendolo per terra, bloccandogli anche la schiena con un ginocchio. Il pestaggio, si diceva davanti alla moglie dell'anziano, è un amico dell'aggressore stesso. L'anziano, in preda allo shock e sanguinante, è pure dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso, dopo aver riportato, come da referto ospedaliero, escoriazioni varie, bernoccoli in testa, un labbro tagliato ed ematomi alla schiena, con l'aggressore scappato dopo il pestaggio. Torniamo a parlare ora della presunta aggressione, dobbiamo definire così, a una studentessa che, ricorderete, ieri si è presentata in ritardo a scuola e ferita anche da una coltellata alla mano. Sono tanti i contorni da chiarire, vediamo le novità.
La liceale è ferita dopo essere stata accoltellata prima di recarsi a scuola a Venezia, mentre proseguono le indagini dei carabinieri diverse le ipotesi al vaglio. La pista passionale, ovvero la gelosia in seguito alla quale lo sconosciuto aggressore non sarebbe riuscito a trattenere la sua ira e avrebbe colpito la 17enne alla mano. Ma prende corpo anche il movente per debiti, seppur di lieve entità. Secondo il racconto della ragazzina, l'aggressore, definito come un amico, nei giorni precedenti alla violenza avrebbe pure cercato di strapparle di mano il cellulare tentando di bloccarle il passaggio. La ragazzina oggi per l'intera settimana è rimasta a casa da scuola, vista la prognosi di 6 giorni, diagnosticatale in ospedale. 7 anni fa l'alluvione che devastò il Veneto, un anniversario che diventa occasione per fare il punto sui lavori realizzati perché un evento del genere non si ripeta. Il nostro obiettivo è che una catastrofe come quella del 31 ottobre 2010 non debba ripetersi mai più. Così il presidente della regione Luca Zaia nel giorno del 7° anniversario della terribile alluvione che mise in ginocchio il Veneto, con 500.000 di sfollati e migliaia di attività economiche in ginocchio. La situazione da allora è cambiata e l'anniversario dell'alluvione diventa occasione per fare il punto degli interventi programmati e realizzati. In Veneto sono state avviate 325 opere, 280 delle quali completate per un importo complessivo di 230 milioni di euro, ma gli interventi effettuati a vari livelli, sia con la programmazione regionale che con fondi europei e nazionali, sono 650 per un importo di quasi 400 milioni di euro. L'obiettivo finale però è un piano complessivo composto da 681 opere per un costo totale di 2 miliardi e 607 milioni e mezzo di euro. Ed è questa una partita che verrà giocata anche al tavolo sull'autonomia del Veneto. L'intero valore del piano dal Paos infatti costituisce meno di 1/6 dell'intero ammontare del residuo fiscale attivo, quasi 15 miliardi e mezzo di euro, che ogni anno parte per Roma con un biglietto di sola andata. E dice bene Filippo Fois in questo servizio. Facciamo dunque i conti di cosa potrebbe significare l'autonomia, perché trattenendo i 9 decimi delle tasse per le 23 competenze, l'autonomia del Veneto permetterebbe di avere 18,8 miliardi di euro in più per il nostro territorio. Dati svelati ieri nella prima commissione regionale che ha discusso per la prima volta il disegno di legge illustrato dal costituzionalista Mario Bertolissi. L'estensore della legge sarà tra l'altro ospite di 20 e 10 venerdì su Antena 3. 9 decimi significa trattenere oltre 12 miliardi di IRPEF, 2,4 di IRES, 9,5 di IVA. Detraendo però l'IVA già corrisposta, il conto è presto fatto: 18,8 miliardi in più da spendere in Veneto. Torniamo alla cronaca. 2 ragazzi denunciati per aver spinto un minorenne a rubare i gioielli della madre per poi rivenderli e acquistare droga. Sentiamo. Il tutto è partito dalla denuncia della madre di un ragazzino di 12 anni trevigiano. La donna si è rivolta ai carabinieri dopo essersi accorta che in casa mancavano molti suoi gioielli. I militari hanno iniziato subito le indagini, che hanno portato ad una scoperta incredibile. A rubare collane e altri monili in oro per un valore di quasi 5.000 euro sarebbe stato nel corso dei mesi il figlio della stessa donna, spinto, secondo la ricostruzione dei militari, da 2 ragazzi più grandi, un 19enne e un 20enne, ora denunciati per circonvenzione di minore. I 2 avrebbero spinto il 12enne a compiere i furti per poi rivendere i gioielli. Quanto ricavato sarebbe stato utilizzato per acquistare droga. Il ragazzino, vittima dei 2 maggiorenni, una volta ascoltato dagli inquirenti, avrebbe raccontato tutto, portando a galla l'intera vicenda. Ora l'incidente stradale ieri sera a Piovena di Santa Giustina del Bellunese, coinvolte 3 vetture, una di queste è finita fuori strada. Sul posto i vigili del fuoco di Belluno che hanno stabilizzato quest'ultimo mezzo, estratto l'occupante, mentre gli automobilisti delle altre 2 auto coinvolte erano riusciti a uscire autonomamente dalle vetture. 3 le persone rimaste ferite. Non so se siamo già in grado di collegarci invece con Tommaso Stoppa, perché è in centro storico a Venezia, sta seguendo per noi il corteo organizzato dagli operai dell'Ilva che sono oggi in protesta. Vediamo le ultime novità. Tommaso. Fatemi sapere. Aspettiamo qualche Roma. Ecco. Vai, Tommaso, perdonaci, dovresti ricominciare perché abbiamo perso il primo pezzo. Cosa succede? Sì, si stanno radunando proprio in questo momento gli operai dell'Ilva di Marghera in piazza Roma e deve ancora cominciare questa manifestazione che riporterà poi in campo San Geremia. Vi daremo aggiornamenti appena vedremo che cosa succede.
Torniamo a collegarci casomai con te più tardi nel telegiornale, o comunque racconteremo di questa protesta alle 19 quando andrà in onda il telegiornale di Venezia, Mestre, ve lo ricordo. Ora a Santa Lucia di Piave, dove il sindaco nega la cittadinanza a una donna marocchina perché non conosce l'italiano e così le dice di ripresentarsi almeno tra un mese. Cittadino italiano nordafricano dopo un anno chiede cittadinanza per moglie che non spiaccica una parola di italiano e nemmeno di veneto. Torni tra un mese, vada a scuola prima che facciamo pure i corsi. Va ben tut, ma che ne è un limite. Questo è il post pubblicato dal sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski. La vicenda risale a pochi giorni fa, quando appunto un uomo di origine nordafricana ma con cittadinanza italiana chiede lo stesso riconoscimento anche per la moglie. Ma quando il primo cittadino capisce che la donna non sa parlare italiano né tantomeno veneto, la invita a frequentare uno dei corsi organizzati per cittadini stranieri e di tornare tra un mese. Non potevo fare altrimenti, chiosa il sindaco. Ed è cominciata questa mattina davanti alla Corte d'Assise a Brescia il processo a carico di 48 secessionisti lombardo-veneti, ricorderete, accusati di associazione sovversiva per aver organizzato l'occupazione mai realizzata di Piazza San Marco a Venezia a bordo di un tanco. Parte degli odierni imputati fu arrestata nella primavera del 2014. All'esterno del Tribunale di Brescia erano presenti anche una cinquantina di manifestanti, soprattutto veneti, a sostegno degli imputati. Tra i secessionisti, lo avete visto, c'è anche Franco Rocchetta, già sottosegretario agli affari esteri nel primo governo Berlusconi, oltre all'ex leader dei forconi Lucio Chiavegato, eccolo in queste immagini, Flavio Conti, già protagonista dell'occupazione del campanile di San Marco a Venezia nel 1997. Ora il blitz dei carabinieri del NAS di Padova che hanno sequestrato confezioni di farmaci scaduti in una parafarmacia e nello studio di un medico. 73 scatole di farmaci, tutti già scaduti, tante le confezioni sequestrate dai carabinieri del NAS di Padova nell'ambito di un'operazione di controllo. I farmaci sono stati trovati all'interno di una parafarmacia nello studio di un medico in città, valore della merce sequestrata circa 2.000 euro. Il medico e il titolare della farmacia sono stati denunciati per commercio e somministrazione di medicinali guasti o imperfetti. A Treviso ieri sera i primi passaggi in Consiglio Comunale per incamerare i 25 milioni di euro che arrivano dalla vendita delle azioni Save. Rientra la spaccatura con Sell, lo abbiamo raccontato in diretta di fatto ieri nel telegiornale di Treviso, ma questa parte della sinistra rimane critica. La cronaca con Lina Paronetto. Una prima tranche di stanziamenti per l'anno in corso e un tesoretto da quasi 19 milioni destinato a un fondo di investimento. Ai 300 il nodo dei 25 milioni di euro che il Comune incamererà dalla vendita delle azioni Save. Abbiamo investito moltissimo nell'edilizia scolastica, moltissimo nei percorsi di sicurezza, percorsi viari casa-scuola, molto sulle case popolari, oltre 2 milioni e mezzo di euro, un investimento per la messa in sicurezza di Santabona, quindi la messa in sicurezza sia della viabilità che del rischio idrogeologico, la copertura dello stadio di rugby. Queste sono alcune delle opere che appalteremo entro il 2017. Parzialmente rientrata la decisione annunciata di Sell di lasciare la maggioranza, uno dei nodi era proprio l'utilizzo di questi 25 milioni. La presa di distanza continuiamo a tenerla, nel senso che noi abbiamo un'idea precisa di come bisognerebbe fare politica con i soldi pubblici. Noi oggi abbiamo semplicemente detto quello che pensavamo da una parte e dall'altra tenuto le porte aperte per cercare già nel mese prossimo di mettere in campo una variazione di bilancio per cercare di spostare ulteriormente quei fondi. Dalla Lega la sottolineatura del ruolo che la precedente amministrazione e Giancarlo Gentilini hanno avuto nel permettere al Comune di incassare questa somma. Senza Giancarlo non ci sarebbe stato il rilancio dell'aeroporto, conseguentemente non ci sarebbe stato neanche questo tesoretto che tanto viene sbandierato da questa amministrazione. Lega d'accordo con l'altra voce critica, la consigliera PD Maristella Caldato, nel criticare l'accantonamento di 19 milioni senza una precisa destinazione, giudicati tardivi gli stanziamenti per l'edilizia popolare. Abbiamo circa un centinaio di sfratti di emergenze abitative che preme la tensione abitativa sul Comune di Treviso. Se si va a gara entro fine anno, questi alloggi saranno pronti ad ottobre 2018, sono i tempi normali di una gara d'appalto. Quindi mi domando cosa faremo da gennaio ad ottobre 2018.
Con la notizia di cronaca dalla Marca, picchia la moglie di fronte al figlioletto 49enne arrestato dai carabinieri, tornato a casa completamente ubriaco, ha malmenato a calci e pugni la moglie di fronte al figlioletto. Il grave episodio risale ai giorni scorsi a Cavaso del Tomba, ad essere arrestato dai carabinieri un cittadino indiano di 49 anni. Ci fermiamo per qualche istante, poi altre novità, vi aspettiamo. Torniamo in diretta con l'informazione di Antena 3, dunque l'abbiamo raccontato già nei titoli anticipandolo. Facebook censura l'immagine simbolo della prossima mostra a Santa Caterina, il bacio dello scultore Rodin. Assurdo è il commento del direttore di Linea d'Ombra, Marco Goldin. Un'immagine che mostra eccessivamente il corpo o presenta contenuti allusivi. Con questa motivazione il social network Facebook ha censurato questa mattina il post con cui Linea d'Ombra, l'agenzia di Marco Goldin, annunciava con la pubblicazione di una foto del celebre bacio dello scultore francese Auguste Rodin la prossima apertura delle prenotazioni per la mostra che si terrà al Museo di Santa Caterina a Treviso dal 24 febbraio. È la stessa Linea d'Ombra a darne comunicazione, facendo sapere che sempre Facebook, nella nota inviata agli autori del post, offre una soluzione, consigliando di utilizzare contenuti che si concentrino sul prodotto o sul servizio, evitando allusioni di natura sessuale, come risulterebbe essere la passione tra Paolo e Francesca narrata da Dante nell'Inferno. Goldin si dice sconcertato e si domanda: può un'immagine simbolo della storia dell'arte essere paragonata a una qualsiasi immagine di carattere sessualmente esplicito? Da Linea d'Ombra va da sé, fanno sapere che ovviamente il bacio di Rodin continuerà a essere l'immagine della mostra. E polemica adesso a Montecchio, dove il vice sindaco scrive attraverso Facebook bastardi veronesi dopo la partita con l'Inter, e dunque esplode la polemica. Ha provocato un vespaio. Questo suo post poi rimosso nelle ultime ore. È il vice sindaco e assessore allo sport di Montecchio Gianluca Peripoli, dopo la vittoria di Nerazzurri al Bentegodi, a scriverlo. È evidente che di fronte a simili affermazioni il nostro movimento non può fare altro che chiedere le immediate dimissioni, commenta Forza Nuova, perché ha dimostrato di essere una persona che con la pessima uscita di ieri ha dimostrato, ripetono, di non conoscere affatto i valori dello sport. Così il post, lo dicevamo, Inter magica, e poi il resto con insulti anche più pesanti. Vi ricordiamo come contattare Antena 3, eccolo qui, lo dico d'antenna, redazione @antena3.it, il telefono 0422 023 0898, un sms o le foto, WhatsApp, segnalazioni, anche video di quel che non funziona, e cerchiamo di raccontarlo insieme e di trovare una soluzione, al 351 1755 340. Da Valdobbiadene a Vittorio Veneto e quindi poi a Treviso, oggi appuntamenti con il trekking urbano dedicato ai misteri e alle leggende, una delle declinazioni di Halloween nel nostro territorio promosso dalle Proloco. A Vicenza la notte degli spiriti, a Chioggia quella delle streghe, a Padova appuntamento in villa con il fantasma di una giovane donna, e in tutto il Veneto trekking urbano all'insegna del mistero, senza andare per forza in prestito delle tradizioni di oltreoceano, anzi guai a farlo. Halloween in salsa veneta in ogni angolo della regione per coinvolgere grandi e piccini, meglio se al calar del buio, quando luci soffuse e racconti di paura creano la giusta atmosfera. Artefici degli spettacoli del mistero, le Proloco, che di dolcetto o scherzetto non vogliono neanche sentir parlare. Assolutamente no, noi non amiamo queste americanate, noi vogliamo valorizzare la nostra storia, le nostre tradizioni, sono le anguane, i mazzarol, tutti questi personaggi misteriosi che ci raccontavano i nostri nonni e che noi vogliamo riscoprire e far conoscere. Le anguane, fate e sirene, creature fantastiche che popolano le anse del Basso Sile, e il mazzarolo, Mazzarioli, il folletto pastore che nella tradizione della Sinistra Piave avrebbe liberato Oderzo dagli unni di Attila. In fatto di misteri e leggende, le tradizioni di casa nostra non è seconda a nessuno, e per coniugare atmosfere magiche e natura, il 1° novembre sarà l'Oasi di Cervara, nel cuore del Parco del Sile, a Quinto di Treviso, ad aprire le porte per andare a conoscere draghi e cicogne e seguire all'imbrunire il volo dei gufi.
Qualche mese fa Marco Amoretti e la sua impresa a bordo della Maserati acquatica, la definiamo così, giunse a Venezia lo scorso maggio nei giorni dell'inaugurazione della Biennale, dopo aver circumnavigato l'Italia. Ora un emulatore che è comparso nel fine settimana tra lo stupore di molti, non un'auto, ma lo vedete, bensì una Jeep per fare un giro tranquillo nelle acque lagunari. Il video di Michele Scarpa è stato postato nella pagina Facebook di Portisti Laguna Veneta. È stata avvistata a più riprese questa Jeep nel fine settimana a Venezia, ma anche a Chioggia. Il marinaio conducente aveva in mente di farsi esplorare, dal momento che non sono mancati anche i controlli della polizia per questo mezzo, ovviamente per verificare che tutto fosse in regola, così tra i commenti divertiti. Vi ricordiamo che da ieri c'è la nuova applicazione di Antena 3 per i telefonini, i tablet di ultima generazione, tutta Antena 3 a portata di un click, dallo streaming in diretta alle nostre produzioni e i servizi di tutti i telegiornali. Basterà scaricare dall'Apple Store o da Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antena 3, lo vedete scritto in quella maniera, cioè staccato e tutto in lettere, per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione, condividere i file dei servizi TG o degli approfondimenti. 20:10, la voce del mattino, ore 13, è tutto a vostra disposizione da oggi, basta un click sul telefonino. Resta il tempo per ricordarvi gli ospiti delle nostre trasmissioni. Tra pochi minuti c'è ore 13 insieme a Francesca Bozza, influenza perché vaccinarsi. Si parlerà di questo insieme a Vittorio Ossella, direttore del servizio vaccinale dell'ULSS 3, Antonella Battuello, primario geriatra dell'ULSS 3. Quindi questo a ore 13 tra poco. Questa sera invece a 20:10 avremo ospite il professor Paolo Gubitta, che è docente di organizzazione aziendale all'Università di Padova, e l'imprenditore Vincenzo Zanutta. Parleremo di imprese ai tempi dell'autonomia. Ci rivediamo con i telegiornali a partire dalle 18:30, adesso le previsioni meteo. Buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sarà ancora un'ennesima giornata all'insegna del bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo stabile con ampio soleggiamento, vanno evidenziate tuttavia più nubi sparse sui settori centro-orientali in genere, ma senza altre conseguenze. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime sono previste tra gli 11 e i 15 gradi, valori minimi tra 2 e 8 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Sole e bel tempo su tutti i settori, maggiore e parziale nuvolosità sulle aree meridionali in genere, ma anche in questo caso senza altre conseguenze. Le temperature massime sono previste tra i 12 e i 15 gradi, valori minimi attesi tra 2 e 5 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una bella giornata soleggiata ovunque, i cieli si presenteranno generalmente sereni su tutti i settori. Le temperature massime sono previste tra i 15 e i 18 gradi, valori minimi attesi tra lo 0 e i 3 gradi circa. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nel Golfo di Trieste, i venti moderati da sud-est, localmente deboli sud-orientali sul Golfo di Trieste. Dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.